E siamo scivolati dentro questo magnifico, ineguagliabile giorno, perché non ce n'è mai stato uno uguale nella storia dell'umanità, martedì 9 settembre del 2025. Siamo scivolati con qualcosa di estremamente raffinato, che solo qui potete ascoltare. Il 9 settembre, cioè esattamente oggi, ma del 1583, Girolamo Frescobaldi, virtuoso della tastiera italiana, organista presso la Basilica di San Pietro per un sacco di anni, compositore del tardo Rinascimento e primo barocco, nasce a Ferrara, all'epoca appunto Ducato di Ferrara, morirà nel 1643. Abbiamo qui ascoltato il meraviglioso pianista veronese Michele Fontana interpretare questa splendida aria detto balletto. Questo album di Fontana, da cui è tratta anche questa esecuzione, si intitola Fontana Plays Frescobaldi on Mean Tone Piano. Ha ricevuto la nomination come uno dei migliori dischi del mondo del 2022 all'ICMA, l'International Classical Music Awards. Ed è una novità assoluta, cioè la registrazione integrale dell'opera di Frescobaldi eseguita per la prima volta al pianoforte con accordatura mesotonica seicentesca. Non ve la sto a spiegare l'accordatura mesotonica perché è un casino micidiale, però è praticamente l'accordatura che si usava nel Rinascimento e nel primo barocco. Quindi un'esecuzione super filologica, quella del grande pianista veronese Michele Fontana. Sentiremo anche un altro pezzo. Intanto però è morto Stefano Benni, il compagno Stefano Benni, morto proprio oggi, a 78 anni, scrittore, giornalista, ha scritto romanzi molto noti quali Bar Sport, Margherita Dolcevita, La compagnia dei Celestini, ha lavorato con Dario Fo, Franca Rame, Angela Finocchiaro, eccetera, eccetera. E comunque è morto anche lui, dopo Emilio Fede e dopo il buon Armani. Mentre tra le notizie del giorno, le cose importanti in Italia, giustamente riprese dall'Agenzia di Servizi di Informazione, naturalmente Dagospia, queste sono le questioni che contano. La guerra totale tra Renzi e Meloni. Per che cosa, direte voi? Magari lo sapete già perché siete esperti di politica italiana. La politica italiana è il centro del mondo, no? È la cosa più importante che esista su questo globo terracqueo. Al centro dello scontro c'è il weekend che la Premier Giorgia Meloni ha trascorso a New York in visita privata, dice lei, assieme alla figlia Ginevra. Prima che Palazzo Chigi chiarisse il motivo del viaggio della Premier e quindi della sua assenza sia dalla Camera Ardente di Giorgio Armani che da Cernobbio al meeting Ambrosetti, Italia Viva di Renzi, e questo sì che è l'opposizione, ha incalzato la Ducetta presentando con il senatore Borghi di Italia Viva un'interrogazione parlamentare, scrive il noto sito di servizi di informazione Dagospia. La Premier sostiene di avere viaggiato su un volo di linea, questione della quale Renzi è esperto, come molti sanno, e promette azioni legali contro chi sostiene che abbia utilizzato un aereo di Stato. Questione della quale appunto Renzi, che solleva adesso il problema contro Meloni, è molto esperto. Italia Viva bolla come deliranti le accuse contro il senatore Borghi. Meloni ha risposto celermente, ci aspettiamo lo stesso metodo per questioni rimaste senza risposta da mesi, dal caso Al-Mashri alle intercettazioni illegali con Paragon. Questo è il temone della politica interna per oggi. Intanto, notiziola curiosa su truenumbers.it a proposito di Francia e del malmesso Macron, a quanto pare. Il debito francese è in impennata mostruosa, micidiale, il debito pubblico, da 848 miliardi, siamo nel 2001, fino a 3.345 miliardi di oggi. In 25 anni il debito è salito al 116% del prodotto interno lordo, con un deficit al 5,8%, cioè uno squilibrio su base annua, nel 2024. Ma è giunta l'ora di ascoltare il secondo brano meraviglioso di Girolamo Frescobaldi, un altro delizioso brano suonato dal pianista veronese Michele Fontana, pianoforte con accordatura mesotonica seicentesca, ma dove andate a trovarla una roba così in tutto il globo terracqueo radiofonico? Il balletto primo, corrente del balletto e passacaglia. Tiè.
Intanto, a proposito di notiziole, ci teniamo come tappeto Frescobaldi, che è un lusso straordinario, teniamolo pure come tappeto di sotto, che non è male. Dare le notizie con la musica barocca è una sciccheria mica da poco. Comunque, in Argentina c'è un altro malmesso. In Francia Macron, in Argentina quello che doveva essere il fenomeno con la motosega Milei. Le dimissioni di Milei, scrive il sussidiario.net, non sono più un tabù. C'è una repubblica nuova all'orizzonte. Milei bocciato dal voto provinciale e dal Senato, è alle prese con lo scandalo in cui è coinvolta la sorella e si pensa alle alternative. È finito male, sta finendo male anche l'uomo con la motosega. E oggi ci occupiamo anche di malmessi domestici. Un altro malmesso, secondo Lo Spiffero, diretto da Bruno Babando, che è una testata locale torinese, un altro malmesso è uno che guida una città, certo non da poco, Torino appunto. È il sindaco del PD, Lorusso. Malmesso a Milano anche Sala, ma è saldo. È saldo, malmesso ma saldo, saldo ma malmesso. A Torino invece per il 60%, quasi 2/3 per la verità, dei sondaggiati da BD Media in esclusiva per la testata Lo Spiffero, 2/3 dei torinesi giudicano pessimo il lavoro del sindaco PD di Torino, Stefano Lorusso. Dal sondaggio realizzato in esclusiva per Lo Spiffero, appunto, una valutazione molto negativa per l'amministrazione PD torinese. La sicurezza è il tema in cui fa peggio. Se votasse oggi, il sindaco perderebbe 10 punti rispetto al 2021 e al primo turno finirebbe secondo. Altro che valore aggiunto, la sua ancora di salvezza è la coalizione. Poi c'è un malmesso illustre tra pochissimo. Rimaniamo sempre allo Spiffero. Il malmesso illustre, malmesso ma saldissimo, molto più di Sala, è John Elkann, presidente di Stellantis, Chief Executive Office di Exor, la finanziaria della famiglia, fu Agnelli, ha raggiunto un'intesa con la Procura di Torino ed è stato messo in prova. È stato messo in prova come un Berlusconi qualunque. Gli consente questa messa in prova, appunto, di evitare l'apertura di un processo per presunta evasione fiscale e frode legata alla residenza fiscale e alle tasse di successione di sua nonna Marella Caracciolo, nonna di John Lapo e Ginevra Elkann, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli, storico presidente della Fiat. L'accordo e quindi la messa in prova, bisogna vedere se è socialmente utile John Elkann. La messa in prova di John Elkann è arrivata dopo che costui ha versato all'Agenzia delle Entrate Italica 183 milioni di euro a titolo di imposte e sanzioni, dopo i rilievi della Guardia di Finanza di Torino. Notizia ufficializzata lunedì 8 settembre, ieri, dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri. Certo che John Elkann l'ha messa in prova, mica male. Qualcuno avrà visto la partita di ieri di calcio della nazionale italiana con Israele, rischiava di beccarle severamente da Israele, è riuscita a vincere 5-4, ma come nota il sito della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it, la cosa principale non è la bella partita calcistica giocata da Israele, ma il fatto, ciò che è accaduto durante l'inno israeliano, un gruppo di tifosi italiani che si volta di spalle in segno di protesta. Curiosità, Israele gioca in Ungheria le sue partite casalinghe a causa della guerra in corso. Poi c'è Gattuso che ha fatto capire che insomma lui, se poteva, evitava sta rogna di avere Israele in mezzo ai piedi, perché giocare con Israele non fa bello oggi. Siamo conciati così. E allora ci fermiamo un attimo qua con le notiziole, poi andiamo a vedere qualcosa di interessante a proposito di Israele, ma nel frattempo musica, ragazzi, perché si tira su di morale mica poco con la musica, l'uomo qualunque, quali noi siamo. 9 settembre del 1927, la regia è già pronta, con Francesco, il signorino Francesco in regia, coadiuvato dal signorino Simone quest'oggi, grazie a entrambe mente. Il 9 settembre del 1927 nasce a Pontiac, Michigan, USA, Elvin Jones, batterista, autore di A Love Supreme del mitico John Coltrane, ma l'ha scritto lui, Elvin Jones. E ascoltiamo proprio A Love Supreme, al sassofono l'immenso John Coltrane, alla batteria il nostro Elvin Jones, autore del celeberrimo pezzo jazz.
Intanto vi segnalo un bel pezzo di Gianandrea Gaiani, analista di cose militari e non solo, geopolitiche e direttore di analisi difesa.it. Il pezzo è peraltramente ospitato sulla nuova bussola quotidiana di oggi, la nuova bq.it. Guerra in Ucraina, le percezioni che nascondono la realtà. Gli obiettivi che Mosca persegue, scrive Gaiani, sono ben chiari se si osserva la realtà del conflitto e non la percezione che ci viene offerta generosamente da politica e media, che si limitano spesso a rilanciare la propaganda ucraina. Se andiamo a guardare i fatti, la Russia sta ottenendo quello che vuole, perché non l'ha chiamata guerra. Questa non è una guerra fin dall'inizio, è un'operazione militare speciale, perché si ha il vago sospetto che se la Russia volesse fare una guerra vera, sarebbero ben altri volatili per diabetici, per dirla con Lino Banfi, per l'Ucraina. In ogni caso, torniamo brevemente al nostro Elvin Jones. Nasceva oggi, 9 settembre del 27, scriveva questo A Love Supreme, reso celeberrimo dal sassofono di John Coltrane. Lasciamo questa fenomenale coppia Elvin Jones e John Coltrane, fenomenale, straordinaria, ma voi dove la trovate una radio che vi offre a quest'ora alle 10.48 questa materia prima di qualità eccelsa? Il liquame sonoro che tutte le stazioni radio mandano in giro per il mondo non è paragonabile a questa sciccheria vera e propria che soltanto gli ascoltatori di Radio Libertà possono apprezzare fino in fondo. Intanto vi segnalo un altro bellissimo articolo, a mio giudizio, poi a voi vi farà schifo, ma io ve lo segnalo come secondo me bellissimo e assai interessante, sempre sul sito della comunità ebraica di Milano, il sito ufficiale della comunità ebraica, ovvero mosaico-cem.it. CEM sta per Comunità Ebraica di Milano, giusto appunto. Bene, l'articolo è di Daniele Steinhaus e Gabriel Venezia, ed è uno schiaffazzo, se vi sta simpatica mi spiace, alla dottoressa Albanese, l'esperta là dell'ONU, che non mi ricordo più cosa fa, ma in televisione è sempre ad attaccare Israele in tutti i modi, dicendo che è fuori dalla legge, fuori dal diritto internazionale, che è dal 47 che questi qui vanno bastonati e non ci si riesce. Comunque, perché riconoscere lo Stato palestinese oggi violerebbe il diritto internazionale? La tesi del tutto opposta a quella della dottoressa Albanese, diplomatica mi pare, o comunque una che lavora all'ONU, è molto, molto prediletta dalle TV italiane. È l'esatto contrario di quello che sostiene lei. Riconoscere lo Stato palestinese oggi violerebbe il diritto internazionale. L'articolo è piuttosto lungo, benissimo articolato e peraltro nella sua lunghezza anche molto sintetico, quindi ve lo leggete in 10 minuti, cosa che non posso fare io. Però lo trovate in home page appunto sul sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it. Ve ne segnalo un altro po' di articoli sul tema perché avrete capito che per quanto mi concerne il mio punto di vista sulla questione israeliana è chiaro, chiarissimo e molto netto, non l'ho mai celato.
e quindi vi segnalo ciò che secondo me è interessante. A voi vi farà schifo, ripeto, a qualcuno di voi, presumo, ma questo non importa. Importa che ci sia la possibilità di confrontarsi sulla sostanza delle cose, no? Se uno anche alla fine non è d'accordo, però ha letto un articolo interessante, è una buona cosa. E secondo me quelli che vi segnalo sono tutti interessanti. Non perché sia bravo io, ma perché sono bravi quelli che li scrivono. In ogni caso, adesso facciamo un altro passaggio musicale di quelli interessanti, di quelli straordinari che solo qui potete trovare a Radio Libertà a quest'ora. 9 settembre del 1929. Claude Nougaro, cantante, compositore jazz francese, nasceva a Tolosa, morirà nel 2004. Ascoltiamo un suo brano che è intitolato Armstrong, in omaggio naturalmente al grande Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien ne lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Bellissimo, bellissimo questo pezzo. Secondo me, andatevelo a cercare sulle vostre piattaforme musicali preferite. Claude Nougaro, scritto Nougaro. Intanto vi segnalo sul sito della comunità ebraica di Roma, da Milano andiamo a Roma, shalom.it, l'articolo dell'amico, il professor, sono onorato di essergli amico, del professor Ugo Volli, la settimana di Israele, la guerra sul terreno e la propaganda. In questi giorni difficili, scrive il professor Volli, è facile per noi ebrei della diaspora sentirci colpiti o sopraffatti dalle falsità dei nemici di Israele. È una reazione comprensibile, anche al di là del pericolo reale contro di noi, per l'affronto simbolico dell'antisemitismo e il tradimento di tanti che ci sembravano persone normali, addirittura amici, non certo portatori di odio, e che invece oggi esibiscono, per interesse o per pregiudizio, insulti, oltraggiose storie inventate contro Israele e gli ebrei. Discriminazioni, minacce, danneggiamenti vari. Ma è un atteggiamento sbagliato. In tempi del genere il realismo, scrive Ugo Volli, è un obbligo e essere realisti significa non confondere cause e effetti, non pensare che la guerra si svolga sui media e nelle loro rappresentazioni truffaldine, perché la guerra si sviluppa invece sul terreno, nei rapporti politici veri e non nell'esibizione antisemita di persone, gruppi e movimenti. Anzi, l'esperienza insegna che gli attacchi mediatici di politici e uomini dello spettacolo aumentano e purtroppo ricevono anche maggior consenso nei momenti in cui la situazione sul terreno volge a favore di Israele. E dunque guardiamo il terreno, scrive su shalom.it il professor Ugo Volli. Dopo il colpo subito dagli Houthi, le reazioni sono state deboli. In Libano il governo ha presentato un piano di disarmo di Hezbollah, la milizia filo-iraniana anti-israeliana. In Siria Israele procede sul doppio binario della diplomazia e delle incursioni militari. Contro l'Iran i 3 stati europei coinvolti hanno riattivato il meccanismo che porterà a durissime sanzioni. A Gaza procede il piano del governo di ottenere la sconfitta o la resa di Hamas, compresa la liberazione dei rapiti, espugnando le ultime zone franche lasciate ai terroristi dalle offensive precedenti. Insomma, diamo uno sguardo empirico, realistico, come diceva Gaiani a proposito della guerra russo-ucraina, anche alla guerra a Gaza. Il resto dell'articolo ve lo lascio per il vostro piacere su shalom.it. La settimana di Israele, la guerra sul terreno e la propaganda è il titolo. Intanto, ancora musica, 9 settembre del 1941, questo lo conoscete tutti, nasceva a Dawson, Georgia, Stati Uniti d'America, Otis Redding, cantante, cantautore, ascoltiamo la sua celeberrima Sitting on the Dock of the Bay.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. Questa è troppo celebre per continuare ad ascoltarla, andremo a trovare invece qualcosa di diverso tra poco. Sempre sul sito della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it, un bel pezzo di Nathan Greppi, che avete sentito tante volte in Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin qui a Radio Libertà. Un report rivela miliardi di dollari dai paesi arabi agli atenei americani. Dal 1981, scrive Greppi, le università degli Stati Uniti hanno ricevuto più di 14 miliardi e 600 milioni di dollari di contributi da governi e istituzioni arabe. Il Qatar, che sostiene la rete dei fratelli musulmani nel mondo, come principale finanziatore. Solo il Qatar, che significa anche Al Jazeera, ha donato 6,6 miliardi di dollari alle università statunitensi. Arabia Saudita 3,9 miliardi, Emirati Arabi 1,7 miliardi. 9 settembre 1942, Danny Kalb, chitarrista blues americano, nasce a Brooklyn, New York City. Ascoltiamo qui una splendida esecuzione del brano intitolato Hello Baby Blues. Siccome il tempo è tiranno, qua dobbiamo anche ascoltare un'altra meravigliosa interpretazione di Danny Kalb, Over the Rainbow. Questa ve la ricordate tutti, è un motivo celeberrimo, interpretato così da questo ottimo, eccelso chitarrista blues statunitense che nasceva oggi nel 42 e già morto purtroppo nel 22. Danny Kalb, alle prese con Over the Rainbow. Allora vi segnalo su asianews.it, intanto ancora sul sito della comunità ebraica milanese, mosaico-cem.it, per fare il controcanto alla posizione del professor Volli, se il piano è solo quello, continuare la guerra come fa Netanyahu senza visione, non potremo mai parlare di successo, c'è un'intervista che critica invece l'impostazione bellica di Netanyahu ed è un'intervista a Michael Milstein, un analista israeliano del mondo arabo e palestinese, ex colonnello in congedo, che ha diretto per anni il Dipartimento per gli Affari Palestinesi nell'intelligence militare israeliana. Michael Milstein lo trovate appunto su mosaico-cem.it. Ma noi dobbiamo correre perché la musica ci incalza, la bellezza ci incalza, e allora facciamo in tempo ad ascoltare proprio una scheggetta di Tom Wopat, attore statunitense, cantante, nasce a Lodi, che non è sotto Milano ma nel Wisconsin, negli Stati Uniti. La sua prima interpretazione di successo, quella di Luke Duke, ve lo ricorderete, nella serie televisiva dei telefilm Hazard. Nel 2012 compare anche in un cameo nel film Django Unchained di Tarantino.
Ascoltiamo il brano Spinning Wheel, la ruota che gira, non è quella di Gerry Scotti, e poi per concludere, a seguire immediatamente, andiamo su da tutt'altra parte, perché il 9 settembre del 57, una roba velocissima di Tom Wopat, e poi Pierre Laurent Aimard, pianista e concertista francese, nasceva proprio oggi a Lione nel 57. La fuga numero 2 in do minore di Johann Sebastian Bach, dal clavicembalo ben temporato. Chiudiamo con un monumento. Naturalmente. Buona giornata a tutti. What goes up must come down. Spinning wheel, gotta go round. Talk about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, got no home. E cosa facciamo? Passiamo da Tom Wopat a Johann Sebastian Bach, interpretato dal nostro interprete che nasceva oggi, Aimard, pianista francese. Buon ascolto. Pierre Laurent Aimard nasceva oggi a Lione. Saluti a tutti.